Qui con noi per Streaming Sport l'attaccante del Mestre Bengal, autore della prima rete del suo Mozambico con il Gabon in Coppa d'Africa. Sei ritornato nella realtà del calcio dilettantistico, come ci riesci? Ma ormai sono abituato allo switch mentale, quindi ci riesco come sempre. Arrivo qua, alla fine siamo un bel gruppo, mi trovo benissimo sia con la società che con i compagni, quindi è facile fare questo switch. Andiamo alla partita di oggi, 1-1 con il Conegliano, risultato alla fine giusto. Sì, diciamo che è stata una partita, visto anche le condizioni del campo, si è fatto fatica a giocare. Noi dopo il gol ci siamo un po' chiusi, sono state 2 o 3 palle dentro del Conegliano e qui una di queste sono riusciti a pareggiare. Ecco, il fatto è che non siete riusciti poi ad ammazzare la partita. Sì, poi sono partite particolari, appunto, come dicevo, quando si fa fatica a giocare palla a terra, soprattutto noi che siamo una squadra che giochiamo tanto, e abbiamo anche magari patito un po' questa cosa. Allora, torniamo alla Coppa d'Africa, era come te l'aspettavi? Ma ti dico di no, perché comunque a livello organizzativo il Marocco era, penso, da quello che dicono tutti, una delle migliori edizioni degli ultimi 20-30 anni di una Coppa d'Africa, organizzata benissimo, strutture che si fa fatica anche a vedere qua in Europa, quindi diciamo che per me soprattutto mi sentivo un calciatore vero, sopra strutture, organizzazioni, così, mi state belli. Dal Mozambico al Mestre per un futuro come lo vedi? Ma in futuro non lo so, io ho il contratto con la Mestre, per ora sono qua e sono felice, l'alleno, gioco qua, poi se dovessero magari arrivare delle opportunità in futuro valuteremo. Grazie per la disponibilità. Grazie a voi.